Sì. Buonasera a tutti, benvenuti alla quarta giornata del Festival Internazionale della Letteratura Autobiografica Strangios, un festival ideato per promuovere il confronto tra culture diverse, persone diverse, vite diverse, al fine di conoscere un po' meglio quello che ci circonda e alla fine conoscere un po' meglio anche noi stessi. Oggi abbiamo il piacere di ospitare Giovanni Angiolini, che verrà presentato dal maestro Giuseppe Manias. Buon proseguimento a tutti. Ringrazio l'assessore Carcangio, Guido e Giovanni Angiolini. Giovanni Angiolini è un medico chirurgo, specialista in ortopedia, ma anche con un master in secondo livello di traumatologia dello sport. È anche un volto televisivo, con TV2000 una fortunata trasmissione intitolata Buonasera Dottore, ma spesso anche in televisione. È anche un importante medico dello sport, infatti esperto appunto in traumatologia, infatti parleremo anche di questo. Ma il nostro è fondamentalmente un festival di letteratura autobiografica in cui vogliamo anche che gli autori facciano uscire il loro vissuto in quello che hanno fatto e in quello che hanno scritto. Il testo che oggi presentiamo si intitola Il mio metodo wellness, benessere. L'antica scuola salernitana, la prima scuola di medicina, era fondamentalmente una scuola di medicina che si basava sul benessere. Il mio, che recuperò i testi più importanti, tra cui i primi testi di Ippocrate, che oltre ad essere un medico era anche un filosofo. La mia prima curiosità che pongo al dottor Angiolini è questo: la decisione di fare il medico, da che cosa è partita? Qual è il tuo vissuto? Beh, innanzitutto vi volevo ringraziare tutti per essere qui e grazie mille a voi per l'invito. Allora, diciamo, per me è stata un'esigenza fare il medico, è stata un'esigenza per stare vicino alle persone. Già da bambino ho sempre avuto la passione di dare una mano e quindi fondamentalmente la medicina la vedevo sempre più nelle mie corde, quindi non ho mai avuto idee di fare nient'altro al di fuori del medico. Poi sono riuscito a realizzare questo sogno perché è anche molto difficile, non tanto la componente studio, che è ovviamente difficile, ma poi bisogna entrare in un concorso, entrare nel numero giusto, e quindi purtroppo molti ragazzi rimangono fuori appunto per questi test proibitivi. Sono riuscito appunto a coronare questo sogno e fondamentalmente ho cercato di spingere la mia medicina a fare quelle che erano anche le mie altre passioni, quindi lo sport, il benessere in generale, che mi hanno sempre accompagnato per tutta la mia carriera universitaria e anche prima, perché sono sempre stato uno sportivo già da ragazzino. Quindi ho fuso fondamentalmente queste due passioni e il libro è, diciamo, una risposta a questo. Tu utilizzi in questo libro, che poi invito tutti a leggere, anche ad acquistare, così. Vi sono le tabelle in cui tu consigli appunto le calorie, e parti però sempre da dei momenti autobiografici, alcuni anche un po' divertenti, come tu parli del tuo primo paziente, che è questo Antonio, che è un agricoltore di oltre 80 anni, che si fidanza con una ragazza più giovane e di 40 anni, e stranamente ha del mal di schiena. Certo. Sì, venne da me per farsi curare il mal di schiena e mi disse che fondamentalmente questo mal di schiena stava distruggendo la sua vita sentimentale, che si era fidanzato con una ragazza di 39 anni più giovane di lui.
e quindi gli spiegai quale fossero appunto le cause del suo mal di schiena, oltre che il fatto che avesse 80 anni, anche il fatto che avesse lavorato per 70 anni in campagna, e quindi fondamentalmente la sua schiena se la fosse distrutta appunto durante questi forti lavori. E poi racconto appunto dei fatti avvenuti a vari pazienti che magari non percepiscono quella che è la loro condizione. Questa è una delle cose più tipiche, ad esempio nelle persone che hanno un forte sovrappeso, non capiscono fondamentalmente che il sovrappeso può essere la causa dei loro dolori, e di conseguenza io, diciamo, cerco un pochino di spiegarglielo. C'è un aneddoto molto, molto carino di una paziente che aveva oltre 40 kg di sovrappeso e che raccontava di non mangiare praticamente niente. Io le dissi: signora, mi spieghi un attimino che cosa mangia durante la sua giornata. Faceva la dieta da fantino, cioè introduceva 50 calorie al giorno, mangiava solo insalatine. Poi, riuscendo a entrare con lei un pochino in confidenza, in realtà mi disse che sì, quella dieta la faceva durante il giorno, ma perché poi la notte diventava famiglia, si alzava e praticamente spolverava qualsiasi cosa si trovasse davanti. E quindi parlo un po' di questo. Diciamo che ho suddiviso fondamentalmente, se posso, ho suddiviso il benessere in 4 differenti pilastri che io spiego. Quindi dico che per star bene, non solo dal punto di vista estetico, perché sì, fondamentalmente l'estetica è importante, un bigliettino da visita è importante per rapportarci con il mondo, però per star bene dal punto di vista della nostra salute è necessario mantenere saldi 4 pilastri, che sono avere appunto un giusto peso corporeo, perché è fondamentale. Le nostre... Dove mi devo mettere? Ditemi. Sì. Ah, per la luce, ok. Sì, più che altro per la luce. Scusatemi, eravamo in zona d'ombra. Allora, dicevo, quindi che parlo appunto, suddivido questo libro in 4 pilastri, quindi un giusto peso corporeo, poi la salute dei muscoli, delle ossa, una corretta postura, e poi la salute della mente, quindi la risoluzione dello stress e delle ansie, che è di fondamentale importanza. Prima facevo una piacevole chiacchierata con chi ne sa più di me, però io cerco sempre di apprendere in qualsiasi momento. E quindi lo faccio ovviamente raccontando anche quelli che sono degli aneddoti della vita vissuta, per rendere tutto più semplice e più piacevole. Sì, mettiamo ad esempio che arrivi uno con una tartaruga, però diversa, tipo la mia, un po' scappottata, diciamo. Allora, che cosa non deve fare? Perché è importante, sì, sapere quello che deve fare, ma innanzitutto che cosa non deve fare? Uno che viene con una... tartaruga rovesciata. Esatto. Allora, innanzitutto non deve pretendere di poter rimettere nella giusta posizione la tartaruga da un giorno all'altro. Quindi, come dico sempre, anche per ingrassare ci vuole impegno e costanza. Ci vuole una costanza nel fare in maniera errata sempre le stesse cose ripetute nel tempo. Diciamo che la stessa cosa la si deve fare però seguendo la giusta via, cioè bisogna cercare di intraprendere una via e di portarla avanti per un tempo sufficiente, e poi fondamentalmente sarà necessario cambiare le nostre abitudini per tendere appunto verso la strada del bene e non verso la strada tra virgolette del male. E poi ci si deve affidare a professionisti, quindi chi viene con la tartaruga rovesciata deve affidarsi appunto a un professionista. Il fai da te a volte non è consigliato. Qual è il pericolo di fare il fai da te? Anche da un punto di vista proprio psicologico. Dal punto di vista psicologico ci possono essere tanti pericoli, ad esempio ci si può scoraggiare fondamentalmente perché a volte non si vedono nell'immediato i risultati, di conseguenza questo ci può far abbandonare, diciamo, quella che è una via corretta, che però richiede un sacrificio e una costanza come quelle che sono utilizzate per anni per invece grassare e mettere chili, perché ricordiamoci, se una persona pesa 20, 30, 40 kg in più, non è che questi 20 o 30 kg li ha presi nell'arco di una settimana.
come spesse volte molti pazienti mi dicono guardi, io prima ero magro, ho fatto una cura per una faringite, ho preso 3 pastiglie di cortisone, guardi come sono ridotto a 40 kg di più. Non è possibile. Quindi questi 30-40 kg sono stati presi a 2-3 kg l'anno per 10 o 20 anni. Di conseguenza io non dico che ci vogliono 10 o 20 anni per perderli, però almeno un anno e mezzo è necessario. Quindi il fai da te poi che cosa può portare? Può portare delle carenze. Ad esempio, esistono le varie diete del minestrone, dieta dell'anguria, dieta del melone, dieta dell'uva, sono assolutamente carenziali, quindi per dimagrire, per mantenere un costante stato di salute, che è l'obiettivo del mio libro, fondamentalmente, nella nostra dieta non deve mancare nulla, quindi dobbiamo avere una dieta con il giusto apporto di carboidrati, di grassi, di proteine e di micronutrienti, che sono fondamentali per mantenere la salute. Quindi non è importante solo perdere peso, è importante perdere il peso di ciò che non ci serve, quindi la materia grassa, conservando i nostri muscoli e conservandoci il nostro stato di salute. Sì, tu dici, c'è il quarto pilastro, che è una cosa molto interessante per il nostro appunto festival, parla di imparare a gestire lo stress. Quali sono i punti importanti per imparare a gestire lo stress? Beh, innanzitutto dobbiamo essere consapevoli di trovarci in una situazione di stress, quindi dobbiamo accettare fondamentalmente di trovarci in una condizione di stress, il quale stress è fondamentalmente, ovviamente lì ci sarà una suddivisione dei vari tipi di stress. Lo stress è una condizione in cui il nostro corpo subisce un'attivazione. Quindi questa attivazione può avvenire in maniera acuta, ad esempio noi abbiamo paura perché c'è un qualcosa sulla strada, noi in maniera acuta riusciamo a far cambiare gli avvenimenti, ad esempio girando il volante o spostandoci, facendo comunque, dando una risposta immediata. Lo stress in questo ci aiuta a essere più rapidi. La problematica dello stress è quando questo cronicizza, perché si va a vivere in una condizione perenne di stress nonostante non ci sia la necessità. Di conseguenza la prima cosa da fare è quella di capire che ci troviamo in una condizione di stress, magari andare a chiedere aiuto, andare da uno psicoterapeuta, parlare, comunque raccontare che ci troviamo in una condizione di stress può essere già una forma per esorcizzare il problema. E poi dal punto di vista pratico è fondamentale innanzitutto fare attività sportiva. L'attività sportiva ci rende più rilassati perché produce quelle che sono le endorfine, che sono una sorta di droghe naturali che vengono prodotte dal nostro corpo e che ci producono uno stato di piacere e di rilassamento. Dopodiché l'alimentazione è fondamentale anche in questo caso, quindi quando si generano delle situazioni carenziali si possono avere appunto anche delle condizioni di stress. Esistono poi delle sostanze, ad esempio la vitamina C, esistono varie sostanze presenti ad esempio nella frutta secca che hanno un'azione positiva nei confronti dello stress, e poi è fondamentale il sonno. Quindi dobbiamo dormire le nostre 7-8 ore al giorno in una condizione di sonno ristoratore, quindi continuativa. E che cosa aiuta a dormire bene? Sempre l'alimentazione e l'attività fisica. Quindi vedete che fondamentalmente sono dei capisaldi che sempre ritroviamo all'interno della nostra vita, e di conseguenza seguire una costante attività, seguire una buona alimentazione ci porta ad avere una salute a 360 gradi. Parlavi di alimentazione, mi ha colpito in modo molto positivo un breve titolo di un paragrafo: i cibi non sono tutti uguali. Certo. Fondamentalmente la nostra alimentazione, l'alimentazione dell'era moderna, provo a generalizzare quindi nessuno si offenda, è sbagliata. Perché? Perché l'alimentazione è diventata industriale, quindi ci sono le industrie alimentari, e un'industria, come tutti sappiamo, non ha un'azione filantropica, cioè deve vendere, deve creare fatturato, deve dare quattrini a chi è investito nell'industria. Di conseguenza non sempre i prodotti sono prodotti salubri, sono prodotti che vengono fatti per essere venduti, sono accattivanti, c'è la foto di Batman, c'è il disegnino di Spider-Man, e quindi i bambini vogliono tutti questi prodotti. In realtà sono, come detto, cibi industriali, quindi sono dei cibi processati che contengono
conservanti che vengono prodotti appunto in enormi quantità e spesso sono delle bombe caloriche, quindi con delle piccole porzioni danno dei picchi enormi di calorie. Quindi questo ci spiega come mai a volte anche mangiando piccole quantità di questi cibi si va subito in sovrappeso, perché hanno dei quantitativi calorici enormi per percentuale e fondamentalmente, nonostante abbiano dei grossi quantitativi calorici, hanno dei bassi valori nutrizionali, perché sono fatti prevalentemente da zuccheri semplici, da grassi. Nelle maggior parte dei casi questi grassi possono essere anche idrogenati, quindi rischio cardiovascolare, aumentano il rischio di tumori. Sono scarsi in proteine, perché le proteine costano di più e di conseguenza fondamentalmente sempre nella metodica del risparmio e del profitto vengono inserite in quantitativi minori. Di conseguenza bisogna alimentarsi come ci si alimentava prima, cioè bisogna scoprire gli alimenti, quindi scoprire gli alimenti singoli, non tutti gli alimenti processati, cucinare, non dico come facevano i nostri nonni perché sarebbe molto più impegnativo, perché la vita di oggi sicuramente è una vita molto più frenetica, però bisogna alimentarsi e utilizzare i singoli cibi e poi far noi le nostre mescolanze a seconda di come i nostri gusti preferiscono. Sì, ecco, ritornando sull'alimentazione, è una cosa che un po' va oltre anche il testo che tu hai scritto. Il fatto che noi abbiamo così tanti centenari in alcune zone interne della Sardegna allora, la cosa interessante è che questi centenari quasi tutti hanno vissuto all'aria aperta, perché trovi tantissimi ex allevatori, gente che comunque ha vissuto all'aria aperta e che ha fatto un certo tipo di alimentazione. Noi sappiamo dai nostri vecchi che si mangiava la carne una volta ogni 2 settimane, si riusciva a mangiarla, poi quando succedeva il maiale poi lo si dilazionava in tutto l'anno. Ha un'attinenza questa cosa, l'alimentazione, col fatto della longevità? Assolutamente, è alla base della longevità. Ovviamente c'è una componente genetica della quale noi sardi per fortuna appunto abbiamo un'ottima componente genetica, e poi l'alimentazione è assolutamente alla base. Non credo che questi signori che hanno avuto la fortuna di campare oltre 100 anni si alimentassero nei fast food o comprassero pacchi di merendine o cibi processati. Producevano i loro ortaggi, producevano i loro cereali, avevano il loro latte, i loro formaggi, il loro vino, il loro olio, e con questi facevano le ricette che hanno fatto sì che riuscissero ad arrivare appunto a oltre 100 anni. Certo, il dottor Angiolini è anche un medico dello sport. Noi eravamo abituati, c'è qualche sportivo, penso molti stanno guardando il Cagliari, perché oggi gioca il Cagliari, oggi gioca anche il Cagliari. Noi eravamo abituati che quando ad esempio un calciatore si rompeva il menisco, la carriera era finita. E poi ci siamo accorti ai mondiali del 94 negli Stati Uniti che il libero della nazionale Franco Baresi si infortuna alla prima giornata dei mondiali e fa in tempo a essere operato e a giocare la finale. È un cammino solo tecnologico o nel senso che la chirurgia medica è andata molto avanti, oppure che cosa c'è dietro? Anche giocatori, oggi abbiamo giocatori che continuano a giocare a livelli altissimi fino a 40, 45 anni. Prima c'erano le eccezioni, Matthews e altri, però fondamentalmente la carriera a 30, 32 anni è finita. Fondamentalmente più che di natura tecnologica, anche se anche dal punto di vista tecnologico abbiamo avuto dei miglioramenti, i miglioramenti maggiori sono di natura culturale. Prima alcuni tipi di lesioni venivano trattate, ad esempio parliamo della lesione del menisco, una lesione del menisco veniva trattata portando via il menisco, quindi era la cosa più semplice, sembrava quella più logica, si portava via il menisco lesionato e si lasciava in giro il paziente o calciatore che fosse, sportivo che fosse. In realtà si è visto che queste strutture all'interno del ginocchio non sono lì per caso, ma hanno un'importanza fondamentale per la distribuzione dei carichi, per la propriocezione, per la salute a 360 gradi dell'articolazione. Quindi noi adesso andiamo a curare il menisco, non più a portarlo via.
come si cura? Io nei pazienti sportivi, nei pazienti giovani li strutturo tutti, cioè con dei punti di struttura, quindi dal punto di vista tecnologico fondamentalmente non è che sia una grossa tecnologia, certo ci sono delle tecniche che sono magari di difficile applicazione, ma noi facciamo questo di lavoro, però li conserviamo. Quindi la condizione migliore appunto è cercare di conservare l'articolazione il più possibile, e questo fa sì che non portando via niente dall'articolazione ma preservando anche quel pezzettino lesionato si riesca a fare attività sportiva ad alti livelli anche per anni e anni. Io ricordo che ho lavorato per anni da Villa Stewart con il professor Mariani, e Mariani operò un calciatore, scusate c'è questa mosca che sta uscendo, vai belli, stranamente a me non è arrivata ancora una, ma insomma. Operò un calciatore che si chiama Maxi Lopez e disse che quell'intervento di struttura al menisco che gli fece gli aveva fatto aumentare la carriera di almeno 4-5 anni. Quindi immaginatevi l'importanza di un tipo di intervento del genere, 4-5 anni di carriera di un giocatore che percepisce milioni per ogni anno che gioca, quindi ha visto la mosca che è arrivata. Forse hai capito che da quello che sto acquisendo sto anche acquistando bellezza, no? Capita davvero, a me è capitato un amico che poi infatti aveva avuto dei problemi, entrare in alcune case in cui ci sono strumenti, pesi, ciclette. Qual è il pericolo di un allenamento un po' fai da te, anche dell'allenamento proprio fisico fai da te, soprattutto utilizzando manubri e via dicendo? Sì, beh, diciamo che la conoscenza è fondamentale in qualsiasi cosa si faccia. Ora fondamentalmente questa è una generazione di fortunati, perché la conoscenza arriva veramente con la massima facilità. Tutti abbiamo uno smartphone, i più hanno un computer, quindi basta mettere su Google fondamentalmente e controllare la serie di esercizi, poi ci sono i tutorial su YouTube eccetera eccetera. Quindi ovviamente prima di cimentarsi in qualsiasi attività fisica è importante acquisire un minimo di conoscenza. Nel libro fondamentalmente io spiego un po' quelli che sono gli esercizi da fare sia in palestra ma anche a casa, quindi per facilitare le cose, perché fondamentalmente non tutti hanno la voglia, la possibilità, il tempo di andare in palestra, quindi a casa ci si può comunque allenare e ottenere sempre degli ottimi risultati senza dover uscire fondamentalmente fuori. Quindi. Ok. È comunque pericoloso, può essere pericoloso. Sì, ci si può fare del male in maniera inconsapevole, credendo di farsi del bene ci si fa del male. Sì, infatti. Uno che si allena anche a casa, come può massimizzare l'efficacia dell'allenamento? Allora, l'allenamento diciamo che deve essere come un abito su misura fondamentalmente, quindi l'efficacia dell'allenamento si massimizza avendo sempre un allenamento al massimo per il momento in cui ci troviamo dal punto di vista della forma fisica. Di conseguenza quando ci si cimenta per la prima volta durante l'allenamento bisogna essere graduali, progressivi, e poi pian piano che si raggiungono certi risultati bisogna sempre cercare di superare questi risultati migliorando l'esecuzione, aumentando magari il carico, aumentando le ripetizioni, facendo degli esercizi un po' più impegnativi, quindi mantenendo sempre elevata l'intensità. Questo ci permette di bruciare più calorie, ci permette di far sì che anche con piccoli momenti di allenamento si possa massimizzare fondamentalmente l'efficacia dello stesso. Esistono delle varie tecniche, sono delle tecniche ad alta intensità, si chiamano HIIT ad esempio, le quali però richiedono già una certa base di allenamento, quindi quelle diciamo sono da eseguire in una fase successiva, quando si è già raggiunto un certo livello di preparazione. Prima bisogna fare il rodaggio. Prima bisogna fare il rodaggio. Nella tua carriera, diciamo, in tutti i tuoi anni di professione, hai avuto qualche soddisfazione? Nel senso che certo, esatto. Sì. Queste sono insomma le cose del nostro no, guarda, fondamentalmente la mia professione è una professione, si è fortunati a farla, perché è una professione che dà veramente tante soddisfazioni, perché rimettere in piedi una persona, far camminare una persona
che magari prima non riusciva a camminare, che aveva dei forti dolori, che comunque stava modificando in senso negativo la propria vita, è credo una delle soddisfazioni più grandi che ci possano essere. Quindi ogni intervento per me, passatemelo, è una piccola grande soddisfazione. Quindi ogni... Sì, ne ho tanti che non riuscivano a stare dietro i nipoti, che si vengono a fare una protesi perché non possono uscire con il nipote, perché il nipote è un bambino piccolo, corre o cammina rapido, loro non riescono a seguirlo, quindi i figli non gli danno da badare i nipoti, e allora loro sono un po' così, si fanno operare per riuscire a camminare meglio, a camminare spediti, non avere dolori durante appunto la deambulazione, oppure gente che si fa operare appena prima di andare in pensione perché dice: ho sofferto una vita, adesso vorrei godermi questi anni, dopo la pensione vorrei fare un viaggio, ma con queste gambe non riesco a muovermi, quindi sono grandi soddisfazioni. Vorrei entrare in un altro argomento, che è l'argomento etico. Tu adesso ti stai specializzando anche in chirurgia estetica, sì. Plastica, ecco. Questa gioventù e giovinezza impeditura, sì, non può essere un qualcosa di sviante da un punto di vista anche etico, anche umano? Assolutamente. Credo che si debbano avere fondamentalmente tutte le età e si debbano vivere tutte le età. Non si può pretendere di avere sempre 20 anni neanche dal punto di vista fisico. Però nel contempo si può avere sempre la versione migliore di sé, che rispecchia ovviamente la propria età. Di conseguenza, se uno ha un difetto che fondamentalmente gli impedisce di vivere appieno la sua vita, che fa sì che non riesca a rapportarsi con gli altri, avere la possibilità di modificare questo difetto per me è molto positivo. Ovviamente stravolgersi, uniformarsi e diventare delle bambole di cera, questo secondo il mio parere, seppur modesto, fondamentalmente non è positivo. Perché oggi assistiamo un po' anche a questo. C'era una Magnani che diceva che mi devo mettere al posto le rughe, ci ho messo una vita a farle, e invece adesso viene un'altra concezione della vecchiaia, un'altra concezione. Perché probabilmente prima si dava più importanza ad altre cose, e quindi adesso si è avuto un po' un impoverimento da questo punto di vista. Quindi tu dici, ecco, la chirurgia estetica deve servire affinché uno che ha anche dei traumi, ma anche un piccolo difetto, a volte magari tu da esterno lo vedi come un piccolo difetto, però chi ce l'ha lo può vivere anche in una maniera terrificante, può quel piccolo difetto impedire uno sviluppo sotto tanti punti di vista, quindi anche una miglioria veramente di piccole cose può essere importantissima per lo sviluppo di una persona. Però fondamentalmente ciò che dico è: non uniformatevi, cercate di mantenere la migliore versione, ma la migliore versione di voi stessi, e soprattutto accettate che l'invecchiamento è un qualcosa di assolutamente fisiologico. Se volete ridurre o attutire fondamentalmente l'invecchiamento, fate una buona alimentazione, fate attività fisiche e cercate di tenere il più possibile al vostro corpo. Certo. Nel testo vi sono tanti consigli sull'alimentazione, sugli allenamenti, e anche sull'attenzione anche alla propria salute e alla propria salute mentale. Se un ragazzo, una ragazza, ecco, vi sono altri fenomeni molto particolari oggi come oggi, quello di rinchiudersi dentro, richiudersi nel computer, ecco, quanto può fare l'allenamento, quanto può fare una buona alimentazione affinché questi traumi, che spesso sono psicologici, possano essere risolti? Beh, la vita sportiva è di fondamentale importanza per lo sviluppo dei ragazzi, quindi uno sport di aggregazione, sport di squadra sono assolutamente di fondamentale importanza, perché innanzitutto ci fanno crescere sani, ma poi ci mettono
in rapporto con i nostri coetanei e ci fanno vedere che non siamo soli al mondo, ma che fondamentalmente questi anni li affrontano tutti con le varie problematiche del caso. Di conseguenza per me l'attività sportiva è assolutamente fondamentale e imprescindibile per lo sviluppo di un individuo, quindi tutti dovrebbero fare attività sportiva e l'attività sportiva ci dovrebbe diversamente accompagnare per tutta la nostra vita, quindi ovviamente il signore di 90 anni non farà lo stesso sport di un ragazzo di 15 o di 20, però tutti possono avere il loro sport. Dal punto di vista alimentare anche qui è di importanza fondamentale, imprescindibile. Siamo ciò che mangiamo, è reale, non è soltanto una frase fatta. Uno dei tuoi pilastri è questo della postura corretta. In effetti io mi accorgo, una volta che mi sono appesantito, ho avuto molta costanza nel farlo, ricordo. Ci vuole costanza anche in quello. La postura cambia, è ovvio. Ho fatto ogni tanto, faccio così, ma la sedia mi respinge. Però ecco, perché è importante questo? La postura corretta è uno dei pilastri importanti per il tuo wellness. La postura corretta è fondamentale per preservare le nostre strutture. Quindi le nostre strutture sono fatte in una certa maniera per lavorare seguendo un certo equilibrio. La postura scorretta determina appunto una modifica in maniera negativa questo equilibrio e di conseguenza determina dei sovraccarichi. Questi sovraccarichi sono alla base di molti tipi di dolori, ad esempio molti dolori lombari. Se noi facessimo una risonanza, una radiografia, vedremo che non c'è assolutamente niente di rotto, tra virgolette, quindi sono dolori di natura meccanica, cioè perché c'è una eccessiva pressione in un punto derivante dal fatto che vi siano dei carichi alterati. Quindi modificare i nostri carichi, guadagnare una postura corretta, oltre che far sì che ci possiamo proporre agli altri in una maniera più elegante, con una postura un po' più dignitosa, fondamentalmente, ci serva a preservare le nostre strutture da un invecchiamento precoce. Un'ultima domanda per poi lasciare a voi altre domande. Innanzitutto ringrazio il dottor Angiorini, che è stato molto davvero sintetico nelle risposte e poi soprattutto un linguaggio comprensibile a tutti. Hai scritto il libro. Quanto questo libro pensi possa aiutare le persone? Tenendo sempre conto del cosiddetto giuramento di Ippocrate, ecco, quanto può, perché poi uno pensa a wellness, guarda anche la copertina, diciamo, mi ricordo un po' le copertine dei libri di Jane Fonda, che faceva lei, lo dice no. Quanto invece questo libro, spero innanzitutto che questa nostra conversazione abbia aiutato a conoscere meglio anche chi fa un certo tipo di sanità, chi si interessa a determinate cose. Ecco, quanto pensi possa aiutare le persone questo testo? Allora, questo è un libro semplice, nato per raccontare nella maniera più semplice possibile quello che è stato il mio percorso. Io ho iniziato a fare l'istruttore di fitness in palestra quando avevo 18 anni, quindi tutti gli anni della facoltà di medicina facevo l'istruttore di fitness. E successivamente ho abbracciato appunto la chirurgia ortopedica e la traumatologia dello sport, anche per quello, perché pregnato da tutti questi anni nel mondo del wellness e del fitness. Quindi io ho riassunto un po' quelle che sono le mie idee in queste poche pagine nella maniera più semplice possibile, affinché il libro fosse utilizzabile da tutti, perché la cultura deve essere di facile utilizzo, altrimenti non viene nessun tipo di senso, perché se chi la legge non può migliorare la sua condizione, non può in maniera rapida capire qualcosa in più e conoscere qualcosa in più rispetto a quello che non sapeva prima, diciamo che ha poco senso. Giovanni Angiorini, grazie. Adesso insomma chiederei se ci sono delle domande, delle curiosità a cui sicuramente, come avete visto, Giovanni non avrà alcun problema a rispondere. Sono ammutoliti. Sei vergognoso. Allora, io ho un problema. Tutti ne abbiamo.
chiedo la Prego, cortesia, prego. è già successo ieri. Se può avvicinarsi, noi siamo fornitissimi tenendo conto dell'anti-Covid, quindi il nostro l'ha già messo quello nuovo, sì, oppure abbiamo il nostro operatore che fornisce a tutti un cappuccetto per ogni utente, quindi Getto nero. esatto. Non fai la parcella oggi, no? Oggi no. Allora, il mio problema è questo. Io sono stato operato a gennaio del 2018, il menisco destro, Sei vicino al microfono, scusa. Quanti anni ha lei? 76, quindi avevo 74 anni. No? Vado ho visto l'operazione, ho visto l'intervento, no? Perché era in anestesia locale. Sì. No? Devo dire che era molto sfrangiato, no? Anche a me è sembrato molto rovinato. Io non sono ortopedico, non sono medico, no, ma mi è sembrato molto rovinato. Vado a trovare mia figlia, non sto bene, vado dal suo medico e così chiacchierando mi racconta la storia del menisco. Bene, perché ti hanno operato? Non si usa più. Allora è un problema legato alla, come dire, al fatto che avevo già una certa età, no? Oppure mi sono chiesto io, ma non è che sia un problema legato alla protesi? Allora. Perché dopo arrivi alla protesi. Allora, il problema è semplice. Il menisco è una patologia prevalentemente dei giovani che riguarda da 15, 20, 25 sino a 55-60 anni. Vanno trattate chirurgicamente le lesioni traumatiche di menisco, quando vi è un tessuto ancora buono lesionato. Di conseguenza questo tessuto, siccome è un tessuto duro, all'interno dell'articolazione, se si libera, dà fastidio e fa danno. Le meniscopatie, cioè le patologie di natura degenerativa a carico del menisco, cioè se un menisco fondamentalmente come una camicia che abbiamo da 30 anni, questa camicia, il suo tessuto diventa un tessuto sfrangiato ma non rotto, è proprio sfrangiato perché è consumato. Quelle non sono di natura chirurgica, devono essere trattate in maniera conservativa. Perché? Perché al di sotto di quella sfrangiatura non vi è una problematica correlata a un menisco lesionato, vi è una problematica correlata ad un'artrosi di ginocchio. Quindi io posso ripulire quel pezzettino di menisco sfrangiato che è sfrangiato, non mi dà fastidio perché è un tessuto ramollito, ma al di sotto è immediatamente l'artrosi del ginocchio. Quindi la sua problematica, presumo, visti i 76 anni, sia più... Sì. Abbastanza doloroso. Ma ce l'ha ancora quel dolore? No. Ha risolto? No, sì, l'ho risolto. Soltanto credo che sia diventato un ginocchio meteopatico. Perché sente... Sì. Può essere che lei avesse un ginocchio più giovane della sua età, succede. Anche a me spesse volte succede di fare artroscopie a pazienti di 70 anni, ma devono essere dei pazienti super selezionati, perché altrimenti in quell'età la problematica maggiore è una problematica di artrosi, quindi un ginocchio, un menisco sfrangiato non si tocca, si lascia lì com'è, al massimo si mette dentro un po' di acido ialuronico per idratare, per lubrificare l'articolazione, ma non si fa un trattamento artroscopico. Successivamente all'intervento mi è stato iniettato l'acido ialuronico. Può essere che la miglioria sia stata endemiata prevalentemente dall'acido ialuronico. Grazie. Grazie. Qualche altra domanda? Io. Sì. Adesso arriva l'operatore al cappuccetto. Chiamiamolo pure cappuccetto nero. Buonasera. Avvicinate il dolore qua nella spalla. Avvicinati. Si può avvicinare che gli fa male alla spalla. Ah, le fa male? No. E c'ho del tendine lesionate. Sì, quanti anni ha lei? E 65. Io scusatemi, ma lo devo chiedere. No.
Proprio ieri ho fatto le infiltrazioni. Sì. Le ho già fatte un'altra volta a gennaio e ne ho fatto 2 e mi sono tenuto fino adesso senza dolori. Ieri l'ho rifatto e però mi hanno detto ma non ne puoi fare più di tanto. Dipende da che Non cosa. è io Lei penso- infiltra cortisone, però non acido ialuronico. No, è acido, non è cortisone, me l'avrebbe detto che era cortisone. L'acido ialuronico può essere ripetuto, perché l'acido ialuronico è una sostanza presente già nel nostro corpo ed è presente nel liquido sinoviale, che è il liquido che c'è all'interno delle articolazioni. Col passare degli anni, questo liquido sinoviale, da liquido viscoso, diventa sempre più liquido, cioè perde viscosità. Perché? Perché perde la percentuale di acido ialuronico. L'acido ialuronico, per intenderci, è quello che è presente già nella pelle, che dà turgidità alla pelle. Col passare degli anni si riduce anche nella pelle la percentuale di acido ialuronico e quindi la pelle diventa più secca, meno turgida e compaiono le rughe. Quindi si può inserire anche nella pelle, per dirsi, nella cute. Inserire l'acido ialuronico nell'articolazione ha il compito di rendere questo liquido più denso, attutire, far scorrere, quindi funziona come se fosse un lubrificante, come se fosse il CRC, toglie un po' di ruggine. Sì. Il cortisone invece va contingentato, quindi io posso utilizzare il cortisone all'interno di un'articolazione 1-2 volte, perché ha un potente effetto antinfiammatorio, però precipita e produce cristalli e può produrre delle lesioni ischemiche a carico dei tessuti tendinei, quindi dei tendini che si sbiancano e poi vanno incontro più facilmente a rottura. Poi, fondamentale per l'articolazione della spalla, io ovviamente non conosco il suo quadro, se non ci fosse una grossa quadro artrosico, fondamentale è la terapia riabilitativa. Quindi fare un rinforzo di quella che si definisce muscolatura accessoria, cioè una muscolatura che agevola, aiuta il movimento della spalla, ad esempio rinforzare il pettorale, il bicipite, i dorsali, serve per facilitare i movimenti della spalla riducendo il lavoro della spalla stessa. Quindi se io ho un qualcosa che fondamentalmente è già un po' infastidita, se attorno gli faccio una sorta di busto che gli porta via un po' di lavoro, quella funziona meglio. Quindi faccia un po' di riabilitazione e vedrà che la sua spalla funzionerà meglio. Comunque quelle infiltrazioni posso continuare a farle. Se è acido ialuronico, ogni tanto la può rifare. Perché l'altro l'ho fatto a gennaio. Allora, se è acido ialuronico, ogni 6 mesi la puoi fare, però non affidi solo all'acido ialuronico la salute della sua spalla. Faccia sì che anche lei diventi protagonista della salute della sua spalla, ci faccia dell'attività. Grazie. Prego. Grazie. Sì, vai lì, Cambia cappuccetto nero. Ma poi li recicliamo, poi. Non è che li trovi da una tasca e li ti Volevo sapere come mai la scelta da ortopedico dello sport a chirurgo plastico. Beh, diciamo che io ho iniziato la mia carriera facendo chirurgia plastica, quindi feci una tesi in chirurgia plastica nella ricostruzione mammaria con una tecnica nuova a quei tempi che si chiamava lipofilling. Poi scelsi la chirurgia ortopedica perché diciamo che da giovane si vuole sempre cambiare il mondo, quindi uno dice io da giovane cerco di fare la cosa che mi dà più soddisfazione in assoluto e reputavo la chirurgia plastica come una sorta di chirurgia minore, perché dicevo perché dopo tutti questi anni di studio, dopo tutti questi sacrifici finisco a volgarmente rifare un seno che per la vanità altrui piuttosto che invece far camminare una persona. In realtà successivamente ho avuto l'opportunità di poter conoscere dei chirurghi plastici molto, molto validi e ho visto che con il loro lavoro cambiano veramente le vite delle persone. Quindi ciò che reputavo meno importante prima in realtà ha acquisito un'importanza successiva. E poi io credo che nella vita bisogna sempre cercare di migliorarsi e quindi di conseguenza avendo una specializzazione in più, acquisendo una maggiore raffinatezza dal punto di vista chirurgico, si possa migliorare anche le precedenti chirurgie che si facevano prima. Quindi se alla chirurgia ortopedica, che è vista come una sorta di chirurgia rozza, aggiungo anche la raffinatezza di un chirurgo plastico, sicuramente il risultato finale sarà migliore.
Anche perché ci sono vari casi, cioè Sì, persone sì. che hanno avuto incidenti o Si possono fondere informazioni. le chirurgie. Spesse volte si fondono perché c'è un chirurgo plastico che lavora insieme ad un chirurgo ortopedico. Io voglio diventare un individuo unico con 2 fusioni. Ok, grazie. Prego. Grazie. Qualche altra domanda? Bene, allora io ringrazio il dottor Angelini, senza dimenticarmi di dirvi che c'è in vendita al banchetto il testo. Lo ringrazio ancora e ringrazio tutti voi per l'attenzione e le domande. Grazie. Grazie mille, grazie. Non sono uno scrittore, giro sempre senza penna. Chi c'ha una penna? Vorrei regalarvi il libro, se non avete una penna. No, ce l'ho in borsa. Ringrazio il dottor Angelini per aver scelto di stare con noi quest'oggi. Chiamerei le ragazze dell'Associazione Tradizioni Popolari Serramanna per un piccolo ricordino della giornata di oggi. Dottor Angelini. Regalino. Grazie. Abbiamo una sorpresina anche per il maestro Mania. Mi stanno mettendo nella strada del wellness. A me i cioccolati e a lui i pomodori. Grazie. Adesso inizieremo con il secondo incontro, a dopo. Chiaramente, non essendoci tantissima gente, potete tranquillamente stare comodi. Facciamo come ieri, vi sanifichiamo tutto intorno, quindi potete stare. A dopo.